Tromba, bandoneon, organetto, un suono insieme tradizionale e nuovo nell'album di Paolo Fresu Tango Macondo. È la musica dello spettacolo teatrale dallo stesso titolo, dove i musicisti sono in scena con 3 attori e 4 danzatori per raccontare la storia o il sogno di 2 venditori di metafore che dalla Sardegna partono verso l'Argentina per fondare la città di Macondo. Questi 2 strumenti servono in parte per riportarci alle geografie da cui partiamo e dove arriviamo, ma poi di fatto si confondono, come accade nelle migrazioni del mondo. E la tromba, da questo punto di vista, è per me una sorta di oceano. Tango, jazz e oltre, distanze che la musica copre in un attimo. Nell'album Malika, Jan, Elisa e Tosca come non le abbiamo mai sentite. La loro straordinaria diversità loro poi riportano quasi questo tango in Italia, e in fondo è normale, perché insomma la cultura argentina è fatta anche tanto dagli italiani, dalla tradizione musicale italiana, e sentire Tosca che canta uno dei tanghi, oppure Malika, sembra quasi di sentire Napoli. Me quieren mirar. Con Tango Macondo in tournée fino a metà dicembre, Paolo Fresu è tornato nei teatri che possono riempirsi al 100%. Il primo applauso di questa nuova fase per lui è stato così. Non riesco neanche a descrivere l'emozione che ho vissuto in quel momento. Sarà perché non ricordavo più quel suono. Bruno Ployer, Sky TG24.